Oltre 250 bambini delle scuole primarie della provincia di Agrigento, con la loro allegria, simpatia e un coinvolgente vocio, hanno invaso questa mattina la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle. L'occasione è stata data dalla Giornata del Mare, istituita dalla legge 171 del 2005, con lo scopo di sviluppare la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore scientifico, culturale, ricreativo ed economico. Ad accogliere i piccoli ospiti il personale militare della Guardia Costiera, con loro anche i marinai dell'ANMI, Associazione Nazionale Marinai d'Italia, la Lega Navale Italiana, il WWF Italia, Riserva Naturale Orientata Torre Salsa, il Club Nautico Punta Piccola, la Scuola Nazionale Cani di Salvataggio, sezione Sicilia con i loro cani bagnino. Ospiti interessati ed entusiasti, come dicevamo, i bambini degli istituti scolastici del territorio. Primo step presso il cortile interno della Capitaneria di Porto, dove sono stati allestiti dei gazebo con materiale illustrativo ed informativo delle varie associazioni. I volontari hanno spiegato agli attenti ragazzi le attività svolte dalle loro associazioni, come la salvaguardia della tartaruga Caretta Caretta. È stato ricostruito un nido per la deposizione delle uova. I ragazzi hanno visto da vicino le piccole barche a vela della Lega Navale, i modellini di importanti navi da guerra e l'eccezionale Amerigo Vespucci. Hanno ascoltato anche i racconti dei reduci dell'ANMI. Quindi la visita presso la sala operativa della Capitaneria di Porto, dove è stato anche simulato un collegamento radio con i mezzi nautici del corpo. Motovedette della Guardia Costiera che sono state viste da vicino nel loro punto di ormeggio presso il porto empedoclino. La giornata è terminata nella spiaggia di fronte alla sede della Capitaneria con la simulazione di un salvataggio con la presenza di un mezzo nautico della Guardia Costiera e dei cani bagnino, splendidi Labrador della Scuola Nazionale Cani di Salvataggio, sezione Sicilia. Abbiamo deciso di dedicare questa giornata, la giornata appunto nazionale del mare, ai bambini degli istituti primari del territorio, proprio per garantire quella che è la sensibilizzazione delle giovani generazioni alla tutela dell'ambiente e del mare. E per questo, in collaborazione con la Lega Navale Italiana, con l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, con il WWF, la Riserva Orientata di Torre Salsa, abbiamo dedicato dei momenti di sensibilizzazione a favore dei ragazzi. Un interesse importante soprattutto nell'ascoltare anche i racconti dei vecchi marinai, nel vedere le piccole imbarcazioni e soprattutto anche vedere i cani, i Labrador di salvataggio. Sì, esattamente, poi l'ultimo momento della giornata sarà dedicato proprio ad assistere ad un'esercitazione a cura della Scuola Nazionale Cani di Salvataggio sezione Sicilia, che in collaborazione con i nostri mezzi nautici svolgeranno una simulazione di soccorso in mare. Abbiamo visto anche molti bambini interessati direttamente nella sala operativa a parlare con l'apparecchio radio con gli altri operatori. Sì, sono stati particolarmente affascinati dalle comunicazioni radio, che i ragazzi hanno potuto effettuare delle chiamate radio simulate con i mezzi nautici. Il mare e la divisa hanno sempre il loro fascino anche sui più piccoli. Sì, indubbiamente, e ci tenevo a ringraziare soprattutto i docenti per aver permesso agli studenti di partecipare a questa bellissima giornata. Noi siamo un'associazione di volontari che siamo presenti in Sicilia, sia a Palermo che a Catania e in tutto il territorio nazionale. La scuola è un'associazione di volontari che si occupano, oltre all'attività di tutela del mare e dell'ambiente, facciamo attività di salvataggio. Oggi nello specifico faremo vedere ai ragazzi della scuola come si interviene come unità cinofile a effettuare salvataggi in acqua in caso di necessità per un bagnante che ha delle difficoltà. Dei cani veri e propri bagnini con tanto di brevetto? Dei cani dei veri bagnini con tanto di brevetto, assolutamente. Noi come attività di salvataggio siamo abilitati come bagnini e i cani
sono abilitati dalla Scuola Italiana di Salvataggio come brevetto all'attività in acqua. Sicuramente un addestramento importante. Assolutamente un addestramento importante che inizia nel periodo invernale con l'educazione a terra, però per poi approcciarsi successivamente l'educazione in mare e quindi l'attività in acqua per diventare poi unità operative cinofile, con il supporto anche della Guardia Costiera. WWF abbiamo fatto una simulazione di ovodeposizione della tartaruga caretta. Abbiamo simulato le tracce della tartaruga, abbiamo messo le uova che sono in questo caso delle palline da ping pong e i ragazzi poi hanno trovato la traccia, hanno scavato e trovato le uova. Ha trovato interessamento da parte di questi bambini? Molto interesse, tra l'altro questa spiaggia è un sito di nidificazione, per cui molti di loro già avevano visto sia le tracce che la schiusa dei piccoli negli anni passati. C'è un interesse ambientale anche in questi piccoli? Sì, i ragazzi sono molto interessati all'ambiente e alla natura in generale. Allora, è un momento molto importante e altamente educativo, perché se seminiamo nelle nuove generazioni i valori del rispetto dell'ambiente, dell'amore per la natura, del rispetto per il luogo in cui vivono, ci può essere un futuro, altrimenti siamo perduti. Abbiamo visto questi bambini interessati e partecipi. Sono interessati, partecipi, felici e stanno imparando tante cose nuove. Stanno conoscendo anche una realtà che sconoscevano, perché non è solito, andare anche nei luoghi che abbiamo vicino casa, come per esempio gli uffici della Guardia Costiera.